Ci troviamo nel comune di Brenzone sul lago di Garda, vicino a Punta Velino. Oggi andiamo a fare un trekking sul Monte Baldo, un trekking ad anello, e il nostro primo obiettivo è arrivare al rifugio Telegrafo e l'omonima cima. Adesso partiamo e seguiamo il sentiero 654. Arrivati a questo bivio ci sono due opzioni per arrivare al rifugio Telegrafo. O proseguire sul sentiero alla mia sinistra, sempre 654, oppure proseguire sul sentiero 654V alla mia destra, andando verso la località Forcellin. Noi seguiamo questa. Abbiamo fatto una piccola deviazione e siamo arrivati in questo bel punto panoramico da dove si ha un'ottima vista sul lago di Garda. Peccato ci sia un po' di fuschia. Siamo arrivati al Forcellin e anche da qui si ha una bella vista sul lago e sull'abitato di Malcesine. Abbiamo concluso il sentiero per escursionisti esperti e ci siamo ricongiunti col sentiero numero 654. Adesso non ci rimane altro che proseguire verso il rifugio Telegrafo che già si vede in lontananza. Arrivati a Punta Telegrafo, si trova poco sopra l'omonimo rifugio. Purtroppo oggi il panorama è assente perché ci sono troppe nuvole.
Lasciamo Punta Telegrafo e scendiamo al rifugio per un buon caffè. Lasciamo il rifugio Telegrafo e ci dirigiamo verso il rifugio Chierego, sentiero 658 Var, e percorriamo un tratto di sentiero sulle creste. Ci troviamo al passo del cammino e purtroppo il tempo non migliora. Arrivati al rifugio Chierego, anche questo rifugio è situato in una bellissima posizione panoramica. Adesso continuiamo il trekking e andiamo al rifugio Fiori del Baldo. Dal rifugio Chierego, con una brevissima camminata, siamo arrivati al rifugio Fiori del Baldo. Adesso andiamo in direzione rifugio Mondini. Per una discesa più veloce al rifugio Mondini, seguiamo l'impianto della seggiovia, quindi tagliamo per i prati. Scesi al rifugio Mondini, proseguiamo verso la malga Val Vaccara per poi prendere il sentiero numero 55. Stiamo percorrendo un tratto di sentiero veramente bello. Se la giornata fosse limpida, il panorama sul lago sarebbe meraviglioso. Però, come potete vedere, il lago è lì, però interamente coperto dalla foschia. Siamo sbucati sulla strada nei pressi di Punta Veleno e adesso rientriamo al parcheggio. Abbiamo concluso un trekking spettacolare sul Monte Baldo che, se fatto in una giornata limpida, regala un panorama indimenticabile sul lago di Garda. Considerazioni sul giro. Alcuni tratti dell'itinerario sono classificati per escursionisti esperti, quindi bisogna avere passo sicuro e assenza di vertigini. Per quanto riguarda il sentiero del rientro, dal rifugio Mondini fino a Punta Veleno vi raccomandiamo di seguire la traccia GPS perché il sentiero non è segnato e poco tracciato. Lungo il percorso non mancano i punti di ristoro perché si passa per 3-4 rifugi. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!